I genitori no FAS bussano alla porta della magistratura. Il procuratore generale di Vicenza Antonino Cappelleri risponde. Sul tavolo la vicenda giudiziaria relativa al processo per inquinamento di sostanze perfluoroalchiliche che ha visto disegnare sul territorio veneto-vicentino una zona rossa di comuni colpiti e sul banco degli imputati mette l'azienda La Miteni. A breve dovrebbe esserci il deposito delle consulenze tecniche dalle quali il procuratore generale intravede quello che sarà il capo di imputazione. Vedrei rispetto al reato di disastro ambientale. Speriamo di poter dare un tempo relativamente breve al processo, almeno alla prima fase del processo FAS. Disastro ambientale, il primo passo verso la chiarezza di cosa è successo e perché sia potuto accadere, mentre rimane un'altra grande preoccupazione tra i genitori. La preoccupazione è quella di riuscire un domani a stabilire un rapporto causa-effetto tra l'esposizione a queste sostanze e eventuali patologie FAS correlate. Ci vorrà molto tempo. E certamente il fatto dell'inquinamento è eclatante. Si tratterà in un secondo tempo di verificare quanto incida sulla salute umana. Il piano di sorveglianza regionale è partito l'anno scorso, 84.000 i soggetti da controllare, 8.000 quelli a tutt'oggi chiamati. Ci vorranno almeno una decina di anni per avere dati epidemiologici tali da constatare eventuali correlazioni di causa-effetto. Troppo tempo per i genitori che al procuratore hanno fatto un'altra richiesta. Abbiamo chiesto di valutare il sequestro dell'azienda perché non possiamo attendere 10 anni o di più. Sequestro al momento non fattibile, ammette lo stesso procuratore, mentre i genitori ancora una volta chiedono a gran voce. E come semplice cittadino gli ho chiesto il rispetto della Costituzione italiana che tutela la salute in ogni sua forma, il rispetto del piano tutela delle acque che è una legge regionale e il rispetto della legge 81 sui lavoratori e la salute dei lavoratori della Miteni.